Venezia è protagonista per sostenibilità al Padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai. A rappresentare la città agli Emirati Arabi, naturalmente, il sindaco. Un grande onore, un grande piacere perché i primi 8 giorni sono interamente dedicati a Venezia. Venezia come bellezza, ma Venezia anche come simbolo di sostenibilità. Qui è presente all'Expo dove si guarda al futuro. Alla prima esposizione universale nel mondo arabo, l'Italia è protagonista assoluta inoltre del Program for People and Planet, programma per la gente e per il pianeta, dedicato ai cambiamenti climatici e alla resilienza degli ecosistemi montani, di cui Venezia ne è direttamente interessata. Nella giornata del 3 ottobre, uno dei due forum dedicati alla città lagunare lancerà la candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità, spiega Brugnaro. Noi abbiamo il dovere di agire concretamente e per dare risposte appunto efficaci e anche immediate a quelle che sono le tematiche ambientali che propongono i giovani, i nostri bambini, le persone che vogliono un mondo diverso, un mondo migliore, ma devono essere cose realizzabili e concretamente fattibili. A Venezia l'abbiamo cominciato, abbiamo candidato la città, il comune assieme a grandi imprese, assieme alla Regione Veneto, assieme anche al governo, abbiamo candidato Venezia come capitale mondiale della sostenibilità. Rilanciamo questa idea, pensiamo che a Venezia gli effetti dei cambiamenti climatici si sono già visti, si vedono, abbiamo ancora da affrontare, da risolvere i problemi che abbiamo avuto della chimica a Porto Marghera, abbiamo il problema delle grandi acque.